Sono state giornate straordinarie che hanno permesso al Veneto di essere visto dagli occhi del mondo. Toccherà adesso a noi far sì che l'eredità delle Olimpiadi possa durare nel corso dei prossimi anni e soprattutto possiamo garantire a questo straordinario evento il fatto di rendere grande sempre di più questo straordinario territorio, anche a partire dalle Paralimpiadi. Con non solo infrastrutture ma anche Casa Veneto, quali sono le eredità di questi giochi? Qui dentro si sono svolti più di 100 panel, tantissimi eventi anche di carattere culturale. Casa Veneto è stata davvero una finestra del Veneto nel mondo. Continueremo insieme all'impegno degli assessori competenti a far sì che tutte queste iniziative, anche quelle che sono state elaborate qui dentro, possano diventare realtà nei prossimi anni e non dobbiamo dimenticare, oggi è stato citato nell'ultimo degli eventi qui a Casa Veneto, anche l'eredità immateriale che ci lasciano le Paralimpiadi, la capacità anche di trasmettere questi valori e anche di formare un linguaggio inclusivo capace anche e soprattutto di costruire un futuro migliore. Ricordiamo che la Regione del Veneto è stata la prima regione ad approvare le linee guida sull'accessibilità ai luoghi pubblici che oggi tante strutture private ci stanno richiedendo per rendere accessibili ugualmente anche le strutture di carattere privato.